Buonasera dal TG1. Unione Democratica, si chiamerà così la federazione delle forze liberali, socialiste, repubblicane, democratiche e popolari aderenti all'Ulivo, presentata da Antonio Maccanico e Gerardo Bianco a Montecitorio. Maccanico ha auspicato di poter agire in collaborazione con Lamberto Dini. Non c'è contrasto con Dini, ha detto invece Romano Prodi, commentando le voci di una eventuale candidatura a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio in caso di vittoria del centro-sinistra, ma alle elezioni, ha aggiunto, si va con un leader definito. Se si cambia dopo le elezioni c'è un inganno. Per Prodi, allo stato attuale delle cose, non c'è comunque nessun centro fuori dall'Ulivo. Intanto Dini ha avuto un colloquio con Massimo D'Alema, che ha ribadito il leader dell'Ulivo, e Prodi. Dal polo arrivano commenti caustici, stanno cercando di cambiare cavallo in corsa, ha detto fra gli altri Buttiglione. Il premier israeliano Shimon Peres ha promesso una guerra senza quartiere contro il movimento islamico Hamas, responsabile degli ultimi attentati. Nella seduta di scioglimento della Knesset, in vista delle prossime elezioni, Peres ha detto che Israele non si lascerà intimidire dai terroristi ed ha chiesto al leader palestinese Arafat di mettere fuori legge Hamas. Un banale incidente automobilistico ha fatto pensare ad un ennesimo attentato. Un passante ha ucciso infatti a revolverate un uomo che aveva perso il controllo della propria vettura investendo un gruppo di persone. C'era anche un lanciamissile, oltre alle armi, alle munizioni e ai documenti falsificati nel covo della mafia scoperto dagli uomini della DIA a San Giuseppe Jato. Si tratta di un bunker sotterraneo che sarebbe stato utilizzato come nascondiglio da tutti i più potenti boss di Cosa Nostra, da Totò Riina a Leoluca Bagarella a Giovanni Brusca, il capo mafia ancora latitante, già sfuggito alla cattura lo scorso 12 gennaio. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 2 killer delle cosche latitanti dal 93. Caso Di Pietro. È stata rinviata al 18 marzo a Milano la seconda udienza preliminare sulle accuse del finanziere Gorrini e sul presunto complotto ai danni dell'ex magistrato. I periti devono infatti completare la trascrizione delle telefonate intercettate. Durante l'udienza preliminare di questa mattina Gorrini si è costituito parte civile. Il legale di Di Pietro chiederà il rito abbreviato. Intanto i pubblici ministeri bresciani Fabio Salomone e Silvio Bonfigli stanno valutando l'ipotesi di chiedere una rogatoria internazionale per interrogare Bettino Craxi in relazione all'inchiesta sui tabulati delle telefonate fra Di Pietro, Sergio Radaelli, Maurizio Prada e l'avvocato Giuseppe Lucibello. Le nuove indagini sul mostro di Firenze. La parola passa ora ai periti che dovranno analizzare i reperti rinvenuti nella buca scavata del Bosco degli Scopeti, luogo dell'ultimo duplice omicidio nel 1985 per il quale è in carcere Mario Vanni, ex amico di Pietro Pacciani. Gli inquirenti dovranno soprattutto capire a cosa sia servita la cavità profonda circa 40 cm indicata da Giancarlo Lotti, il super testimone giudicato attendibile dalla procura. Intanto si è appreso che Salvatore Vinci, l'uomo accusato per anni di essere il mostro e che da tempo aveva fatto perdere le sue tracce, sarebbe morto la scorsa estate per cause naturali in Spagna. La NASA ha posto l'embargo su tutti i dati scientifici raccolti nelle 5 ore di funzionamento del satellite italiano al guinzaglio, prima che il cavo si tranciasse all'improvviso per ragioni da chiarire. 20 minuti prima dell'incidente, secondo Mario Grossi, ideatore del cosiddetto guinzaglio e secondo i ricercatori del Centro per l'Astrofisica Harvard-Smithsonian, c'è stato un innalzamento improvviso della tensione della corrente del filo che ha bruciato parte delle apparecchiature elettroniche dell'esperimento italiano collocato sul satellite. Non si sa se questo incidente abbia qualche rapporto con lo strappo del filo. La NASA istituirà comunque una commissione d'inchiesta. L'orso d'oro del Festival Senno e Sensibilità, diretto da Ang Lee e interpretato da Emma Thompson, il servizio del nostro inviato. Sensibility, regisseur Ang Lee, USA. La giuria del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, presieduta dal regista russo Nikita Mikhalkov, ha attribuito gli Orsi d'Oro d'Argento della 46esima edizione della Berlinale tedesca. L'americano Sense and Sensibility, Ragione e Sentimento, diretto da Ang Lee e interpretato da Emma Thompson, che per questo film è candidata anche al premio Oscar, è il vincitore dell'Orso d'Oro del Festival di Berlino 1996, che si conclude oggi. Il cinema americano si è aggiudicato anche il premio per la migliore interpretazione maschile, che è andata all'attore Sean Penn, protagonista con Susan Sarandon di Condannato a morte di Tim Robbins, un film che farà molto discutere. Il premio per la migliore attrice è andato alla francese Anouk Greenberg, protagonista di Mon Homme di Bernard Blier. A Vite strozzate di Ricky Tognazzi, interpretato da Sabina Fedeli,
Perilli e Luca Zingaretti, è andata la targa intitolata al cineasta scrittore tedesco Alfred Bauer. A Tognazzi è stato consegnato anche il premio Bacco del Cenacolo dei Critici Italiani, giunto alla 4ª edizione. L'attrice più festeggiata del festival è stata Julia Roberts, il più intervistato l'attore Bruce Willis, che ha presentato in concorso 12 scimmie diretto da Terry Gilliam, il viaggio fantastico alla ricerca di un virus mortale nel 2035. L'attore ha annunciato proprio da Berlino il suo prossimo tour europeo, questa volta come musicista interprete di jazz blues. Uno sguardo al tempo previsto per la giornata di domani sulle regioni nord-occidentali, su quelle tirreniche, sui versanti ionici della Basilicata e della Calabria e sulle 2 isole maggiori da molto nuvoloso a coperto. Sul resto del paese invece prevalente condizioni di variabilità, temperature in aumento, in particolare nei valori minimi, venti da moderati a forti, mari poco mosso l'Adriatico, molto mossi gli altri. Io mi fermo qui, vi lascio alla trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta, che avrà in studio Fausto Bertinotti, il segretario di Rifondazione Comunista. Vi ricordo anche che dopo c'è l'ultima edizione del TG1, quella della notte. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.